Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. I titoli di questa edizione. L'Etna torna a dare spettacolo, si apre una nuova bocca effusiva con una colata lavica a quota 3.000 metri. Allerta arancione all'aeroporto di Fontanarossa che resta operativo. Al TG Sicilia le immagini dell'eruzione. A Messina la denuncia di una quindicenne stuprata nella notte a Piazza Cairoli. In corso le indagini della polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere della zona. Orrore a Mondello, scivola dal gommone e finisce sull'elica. Morto un ragazzo di 20 anni sotto gli occhi degli amici. Domani i funerali. Un suicidio annunciato. Al TG Sicilia l'avvocato della famiglia di Stefano Argentino, assassino di Sara Campanella, morto suicida in carcere. Aperta un'inchiesta per accertare le responsabilità. 7 gli indagati. Uno chef e suo figlio presi a calci, pugni e bastonate a Campobello di Mazara, indagini in corso per capire cosa sia accaduto venerdì sera durante una vera e propria spedizione punitiva in un ristorante. Una notte e un'alba di cultura e spettacolo trasformano Tinder in un palcoscenico sotto le stelle, premi internazionali e spettacoli in un borgo che attrae tanti visitatori. Calcio, festa al Barbera per l'amichevole tra Palermo e Manchester City. I rosa perdono 3-0, ma Inzaghi è soddisfatto della prestazione dei suoi contro la squadra di Pep Guardiola. Bentrovati e buona domenica, lo avete sentito, l'Etna torna a dare spettacolo. Durante la mattinata c'è stata una colata lavica a quota 3.000 metri con l'apertura di una bocca effusiva posizionata sulla versante meridionale della Bocca Nuova. Operativo l'aeroporto di Catania, anche se c'è un'allerta voli arancione. Vediamo intanto le immagini di questa nuova colata nel servizio di Lorena Dolci. Ecco il fiume incandescente che avanza. In queste immagini girate dai vulcanologi degli NGV, la colata prodotta dalla nuova bocca che si è aperta a quota 3.000 metri. Da stamattina c'è una piccola colata lavica che si propaga in direzione sud-ovest. Attualmente la colata ha uno spessore di circa 2 metri e avanza molto lentamente. I vulcanologi dell'osservatorio etneo monitorano H24 la situazione. Secondo le prime rilevazioni, la nuova bocca si trova in un'area già interessata da precedenti episodi eruttivi ed è debolmente alimentata. Tutte queste fenomenologie rientrano in quello che è il normalissimo quadro di attività del vulcano di questo periodo, dove i parametri di monitoraggio si mantengono tutti su livelli bassi e medi. L'attività vulcanica arriva in un fine settimana caratterizzato da un intenso flusso di partenze e arrivi in Sicilia. Finora non si registra emissione di cenere e quindi sembra scongiurata la ricaduta di sabbia lavica che in passato ha creato molti disagi all'aeroporto. Lo scalo di Catania resta operativo, ma è stato emesso un avviso di allerta voli di livello arancione, una misura che consente di mantenere alta l'attenzione senza interrompere le operazioni di volo. Le autorità aeroportuali invitano comunque i passeggeri a verificare eventuali modifiche agli orari dei voli e recarsi in anticipo in aeroporto. L'Etna non va in vacanza e offre spettacolo a turisti e residenti, mentre le immagini diffuse anche sui social fanno il giro del web. E adesso la cronaca. A Messina, in piazza Cairoli, una quindicenne sarebbe stata violentata da uno sconosciuto. Sono in corso le indagini della polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Francesco Triolo. La squadra mobile della questura di Messina sta indagando su un presunto episodio di violenza sessuale che si sarebbe verificato nella notte nella centralissima piazza Cairoli. Vittima una quindicenne che sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto in una via a pochi metri alla piazza centrale. La ragazzina, visibilmente scossa, avrebbe chiesto aiuto ad un familiare che ha chiamato il numero unico di emergenza del 112. Sul posto sono giunte le volanti della polizia ed un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in ospedale al pronto soccorso del Policlinico. Lì avrebbe confidato al medico di turno di essere stata violentata. Così è stato attivato il codice rosso previsto per reati di questa natura, è stata informata la polizia ed il magistrato di turno.
Gli agenti hanno già raccolto alcune testimonianze per cercare di ricostruire velocemente la vicenda e sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona. Sulla vicenda c'è il massimo riservo anche per tutelare l'identità della vittima, che dovrà essere ascoltata dagli agenti alla presenza di uno psicologo. Un'indagine è stata aperta dalla Procura di Palermo per l'incidente che ha visto morire a Mondello Simone Latorre, 23enne, ucciso dalle eliche di un gommone dopo essere scivolato in acqua. Orazio Longo. Il gommone bianco è fermo davanti alla motovedetta della Guardia Costiera con gli inquirenti che sono ancora a bordo per le verifiche del caso. Più in là i parenti e gli amici di Simone Latorre, distrutti dal dolore, increduli. La tragedia si è consumata in pochi attimi a Mondello, nel palermitano. Simone, 23 anni, secondo la ricostruzione della Capitaneria di Porto, sarebbe stato seduto a cavalcioni sul bordo del natante di 9 metri, quando improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio, finendo risucchiato nelle eliche del motore e riportando gravissime ferite al torace. Attimi di tensione e di terrore, i ragazzi che avevano noleggiato il gommone avrebbero subito spento il motore per recuperare il corpo del ragazzo, che è poi stato portato a riva nel Molo Vecchio di fronte alla piazza. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma i soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili. Simone è morto per la forte perdita di sangue provocata dalla gravità delle ferite riportate nell'impatto con le eliche. Sul posto anche la polizia, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto. Il natante è stato sequestrato. Sull'incidente la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta. Il medico legale ha eseguito un'ispezione sul corpo del 23enne, mentre gli amici della vittima sono stati sentiti dagli investigatori che stanno cercando di capire se si sia trattato di una manovra sbagliata di chi guidava il gommone o di un semplice incidente. Non è la prima volta che nel mare di Mondello succedono fatti così gravi. Nell'agosto del 2011 il 22enne Paolo Baglione aveva perso la vita scontrandosi contro un'elica del gommone dopo essere caduto in mare. E sul corpo non ci sarà nessuna autopsia, infatti è stata disposta la restituzione della salma del giovane alla famiglia. Domani nella chiesa di Santa Teresa a Monreale saranno invece celebrati i funerali della vittima. A Messina è scattata l'inchiesta per la morte in carcere di Stefano Argentino, il 27enne di Noto accusato di aver ucciso Sara Campanella. L'avvocato parla ai nostri microfoni di suicidio, ha annunciato la prossima settimana l'autopsia sul corpo. Sentiamo. Era chiaramente un suicidio preannunciato, la perizia psichiatrica l'avevamo chiesta in tempi non sospetti e nessuno ce l'ha mai data, non c'è stata concessa. Adesso ci saranno delle responsabilità che chiaramente andranno accertate. Le parole dell'avvocato Giuseppe Cultrera, legale della famiglia di Stefano Argentino, fanno comprendere come sarà aperto un nuovo capitolo di una tragedia che ha distrutto 2 famiglie. Sul suicidio nel carcere di Gazzi a Messina del 27enne accusato di aver ucciso Sara Campanella lo scorso 31 marzo è stata aperta un'inchiesta con l'iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone, la direttrice, la vice direttrice dell'istituto di pena, la responsabile del trattamento e il pool di esperti tra psichiatri e psicologi che avevano in cura il giovane. Tutti hanno ricevuto un avviso di garanzia, procedura standard in questi casi. La procura diretta da Antonio D'Amato vuole accertare perché al giovane è stata tolta l'alta sorveglianza che aveva sino a 15 giorni prima. Intanto però dall'informativa dei carabinieri emergono sempre più nuovi dettagli sulla vicenda. Gli investigatori hanno ricostruito tutto e dall'analisi di telefonine e computer di Argentino si evidenzia la sua ossessione tramutata in odio e sede di vendetta nei confronti della 22enne di Misil Mary, così come il suo piano sin dall'ottobre 2024, uccidere la ragazza e poi suicidarsi. Martedì il procuratore capo Antonio D'Amato e la sostituta Alice Pariarò conferiranno al medico legale l'incarico per l'autopsia sul corpo di Stefano Argentino, che sarà effettuata all'obitorio del Policlinico. Siamo commossi per l'abbraccio sincero e caloroso che abbiamo ricevuto. In particolare desideriamo ringraziare la CDS Capacense che ha accompagnato Simona fino all'ultimo con una presenza silenziosa ma carica d'amore. Vederli lì con le maglie personalizzate, stretti come una famiglia, è stato per noi motivo di grande conforto. Sono le parole dei familiari di Simona Cinala, giovane di 20 anni, morta a Bagheria durante una festa di laurea, che hanno voluto ringraziare i tanti che li hanno sorretti in questi giorni durissimi e tutti quelli che hanno preso parte anche ai funerali. Un sentito ringraziamento rivolto a tutta la comunità di Capaci per la straordinaria vicinanza sulla morte della giovane. Ricordiamo che sono in corso delle indagini.
Un omicidio premeditato, quello di Francesco Dino, almeno questo secondo le prime ipotesi, ma gli investigatori si riservano di interrogare l'aggressore. In stato di fermo al momento a Trapani c'è Giacomo Pecoraro, il giovane accusato di aver accoltellato giovedì a Prizzi il bracciante agricolo. Sentiamo. Vecchi rancori mai sopiti quelli tra il bracciante Francesco Dino di Prizzi e Giacomo Pecoraro di 26 anni di Palazzo Adriano, rancori acuiti probabilmente anche dallo stato di salute del giovane che pare soffrisse di disturbi psichiatrici. Giovedì poi l'omicidio. Pecoraro ha colpito con diversi fendenti la vittima alle spalle e all'addome davanti alla sua abitazione, colpi che non hanno lasciato scampo al bracciante, trasportato in soccorso al civico di Palermo e deceduto prima del suo arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. Pecoraro era invece fuggito facendo perdere le sue tracce. Erano state allertate tutte le compagnie di carabinieri, non è escluso che già i militari dell'Arma sapessero dove il giovane si stava dirigendo e sabato, dopo 2 giorni di fuga, sono andati a colpo sicuro. Il giovane è stato rintracciato e tratto in stato di fermo dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. Al momento il movente per questo omicidio sarebbe quindi la vendetta covata da tempo dall'aggressore nei confronti della vittima, che alcuni anni fa, dopo un litigio, aveva presentato denuncia ai carabinieri nei confronti del giovane. La sorella di Francesco Dino ha raccontato che Pecoraro aveva tentato di ucciderlo già la sera prima, si era appostato sotto casa del fratello a Prizzi, lei lo aveva notato attorno alle 22 mentre stendeva i panni. Pecoraro sarebbe rimasto lì per un po' di tempo, fino a quando non si è accorto della donna e si è allontanato. Un racconto questo che rafforza ancora di più la premeditazione, dice Mario Bellavista, legale della famiglia della vittima. Pecoraro ha certamente pianificato l'omicidio. Una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto 2 auto, avvenuto sulla statale 514 di Chiaramonte a Ligodia Eubea nel Catanese. Da accertare ancora la dinamica nella zona, traffico bloccato per ore. Sul posto personale dell'ANAS, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E si indaga a Campobello di Mazara per capire cosa sia realmente accaduto venerdì sera nel corso di quella che è stata definita una spedizione punitiva e che ha visto come vittime uno chef, lo chef Tonino Cognata e il figlio. Laura Spanò. Proseguono le indagini sull'aggressione avvenuta venerdì sera in un locale di Tre Fontane, frazione di Balneare di Campobello di Mazara, dove lo chef Tonino Cognata e il figlio 17enne sono stati picchiati a colpi di mazzo da un gruppo di 5 persone. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato da un battibecco tra lo chef e un cameriere di un altro ristorante. Dopo una discussione avvenuta a pranzo, in serata 4 uomini e il cameriere sarebbero entrati nel locale da un ingresso secondario e avrebbero colpito Cognata con calci, pugni e una grossa mazza da baseball. Il figlio, intervenuto per difendere il padre, ha riportato la frattura di un polso, prognosi per lui 30 giorni, mentre lo chef ha subito ferite alla testa suturate con diversi punti e una prognosi di 15 giorni. Ho vissuto sulla mia pelle la gravità di cosa è successo, ma se chi si è reso responsabile di tutto ciò vuole farmi delle sincere scuse, davanti a una stretta di mano sono pronta a perdonarlo perché sono un uomo che non porta rancore, dice lo chef. I carabinieri hanno già ascoltato testimoni e acquisito le immagini della telecamera di sorveglianza. La procura di Marsala ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate. L'incendio di ieri alla zona industriale di Catania non è stato ancora domato, probabilmente serviranno altri 2 o 3 giorni. Intanto cresce la preoccupazione per il danno ambientale. 2 i vigili del fuoco intossicati durante le operazioni di spegnimento. Tonino De Mana. Brucia ancora e serviranno almeno 2 o 3 giorni per avere ragione delle fiamme che hanno incenerito un impianto che si occupa di stoccaggio di rifiuti sulla Quinta Strada, nella zona industriale di Catania. Coinvolte 2 aziende, l'Etna Global Service ed Ecolandia. Nell'incendio 2 vigili del fuoco sono rimasti intossicati. Il rogo sta interessando rifiuti e materiale di scarto e da oltre 24 ore impegna i vigili del fuoco che stanno intervenendo con mezzi speciali, mentre il comune di Catania ha messo a disposizione numerosi autobotti. Presenti anche Protezione Civile, un'ambulanza fissa del 118 ed ARPA, che sta effettuando controlli per verificare la qualità dell'aria ed il cui esito dovrebbe essere comunicato nelle prossime ore.
Ingente il danno ambientale sia per l'estesa area compromessa ma anche per il diffondersi nell'aria della temuta diossina. La zona, come vedete, è off limits per consentire gli spostamenti dei mezzi di soccorso. Sull'inferno alla zona industriale si registra l'allarme dei sindacati. Ci preoccupa seriamente per la salute dei lavoratori che operano nella zona industriale e per i cittadini. Abbiamo la necessità di capire delle amministrazioni se c'è un rischio serio per tutta la popolazione. Purtroppo è una situazione che allarma un po' tutta la Sicilia. Adesso preoccupa anche la diossina che si sprigiona nell'aria. Non possiamo sottovalutare quello che è accaduto, facciamo sempre continui appelli affinché i corpi di polizia, di vigili del fuoco possano essere aumentati. Ormai le emergenze sono all'ordine del giorno. Si indaga sull'innesco, probabilmente avvenuto per sfregamento di materiali ferrosi. A Camporrotondo, sempre nel catanese, rientrano a casa le 60 famiglie costrette a lasciare in fretta e furia le rispettive abitazioni per il vasto incendio invece scoppiato venerdì scorso in un terreno già sequestrato per discarica abusiva. Alcune persone hanno dormito nella sala consiliare del comune, altre si sono organizzate da parenti e amici. Il sindaco Filippo Rapisarda ha revocato l'ordinanza di evacuazione. Sulla vicenda indaga la magistratura che dovrà accertare le cause del rogo. E oggi in via Carducci a Motta Sant'Anastasia è divampato un vasto incendio a un mucchio di sterpaglie e rifiuti. Le fiamme hanno minacciato un deposito in disuso, ma l'intervento dei vigili del fuoco è riuscito a circoscriverlo in breve tempo. Cambiamo argomento. Con il via libera dell'Assemblea dei soci del GESAP è stata avviata la privatizzazione dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Netto no dei sindacati uniti, plauso invece del sindaco Lagalla e del governatore Schifani. Orazio Longo. No alla privatizzazione di GESAP senza un preventivo confronto con i rappresentanti dei lavoratori. È la posizione dei sindacati uniti contro l'annuncio della decisione presa dall'Assemblea dei soci della società che gestisce lo scalo palermitano di privatizzare di fatto l'aeroporto Falcone Borsellino, con il via libera a procedere alla ricerca di un advisor, un consulente, chiamato a valutare il prezzo di vendita, le condizioni di mercato e le migliori opzioni. Iniziare l'iter di privatizzazione senza completare gli investimenti alle infrastrutture e senza un piano industriale chiaro sarebbe come valutare una casa ancora in fase di ristrutturazione, quindi svalutandone il reale ed effettivo valore. GESAP deve decidere quante quote vendere. Intanto il sindaco di Palermo Lagalla, socio di maggioranza con comune ed ex provincia, si è detto soddisfatto dell'operazione che fa esultare anche il governatore Schifani, che seppur non abbia quote dirette come ente regione, promette un investimento da 14 milioni di euro nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per accompagnare la modernizzazione dello scalo. Noi chiediamo da mesi di aprire un tavolo, un confronto serio, considerando l'aeroporto di Palermo un biglietto da visita di chi entra nella città di Palermo. Ma la sfida delle privatizzazioni rimane fronte aperto in tutti gli scali isolani. A Catania si attende il via libera da governo e ENAC per pubblicare la manifestazione di interesse preliminare alla vendita. Parliamo di estate e turismo, tanti gli stranieri soprattutto che scelgono la Sicilia più autentica, anche grazie al racconto social di Nicolas, un giovane di Salemi che da New York ha riscoperto il fascino della sua terra e che fa da tramite via web con gli americani. Lo ha incontrato per noi Eva Spampinato. Quando venivo in vacanza mi sedevo a casa, mia madre mi preparava, mio padre mi portava cose dell'orto, 15 milioni di visualizzazioni. Da Salemi, piccolo gioiello della Sicilia occidentale, a New York il ritorno per riscoprire dall'altra parte dell'oceano quanto la Sicilia abbia da raccontare e da offrire. In America, per quanto bella può essere, non riesci a trovare qualcosa così, vulcano, il mare, ma anche il sapore della verdura che cresce qua, del pomodoro. La storia di Nicola Scalia, 35 anni, è quella di tanti giovani che lasciano la propria terra per imparare l'inglese all'estero e aprirsi a nuovi orizzonti. Lavoro in ristoranti, cameriere, bartender, tutto quello che c'era da fare. Londra, Madrid, Miami, fino a New York, dove ha trovato il successo e la nostalgia. E così è nata, l'idea di Visit Sicily. Ho visto quanto siciliani c'erano in America, devo iniziare a fare il ponte tra gli Stati Uniti
e la Sicilia. Tra un video e l'altro Nicolas, con la sua pagina Visit Sicily, quasi 700.000 follower, è diventato un ambasciatore non ufficiale ma assolutamente autentico della Sicilia in America. Faccio video diciamo di tutti i generi, anche video di cultura, divertenti, lingua, tutto, cibo. Io per dire sono andato a Google, vado a prendere un piatto di pasta e quello era di Catania e io subito esco il telefono e io ho fatto il video. In 2 minuti già lo metto su, non faccio tanto editing. Cos'è che gli americani poi cercano quando vengono in Sicilia? L'autenticità, vogliono vedere le cose vere, li ho presi per il cuore perché magari hanno avuto un nonno, una nonna che cucinava delle cose alla stessa maniera, facendole vedere la gente come si emoziona. Quanti anni che stai in Australia? Anche il turismo si reinventa e oltre alle classiche visite guidate, l'ultima tendenza è quella delle esperienze. Le esperienze che piacciono agli americani sono quelle familiari. Faccio venire i clienti a casa mia, dentro casa mia, con mia madre e mio padre. Gli facciamo fare i cannoli, gli facciamo fare la pasta, la busiata. C'è chi vuole venire qua e non vuole il lusso, vuole più rurale. C'è chi certamente vuole... Quindi non saprei, lasciamola per com'è, la Sicilia. È la notte di San Lorenzo, tutti con il naso all'insù per esprimere un desiderio. Sentiamo. La notte di San Lorenzo è la notte dei desideri. La tradizione vuole che tra il 10 e l'11 agosto tutti siano rivolti con lo sguardo all'insù, magari trascorrendo una serata in spiaggia o in montagna per ammirare lo spettacolo dello sciame delle Perseidi. Questo il termine scientifico. Per ogni stella cadente un desiderio. Ma quale? Io sono tedesca, ma voglio essere italiana. E perché? Perché è una dolce vita, mi piace la vita culturale. Dovesse vedere una stella cadente, un desiderio? Ma ce ne sono un paio, sicuramente di realizzarci sia a livello lavorativo che familiare. La fine che c'è con Ciglio Gazza. Se vedi cadere una stella? Esprimo un desiderio. Quale? Beh, lo devo pensare tutto il giorno ancora per pensarci. Un desiderio per la tua Catania? Ma niente, che diventi sempre più bella, ricca di turisti e basta. Tanti desideri variegati e tante risposte silenziose. Perché? Presto detto. Vedessi una stella cadente, un tuo desiderio? E non si dice, se no non si avvera. Esprimo un desiderio. Quale? Non posso dirlo, se no non si avvera. No? Una notte e un'alba di cultura e spettacolo trasformano Tindari in un palcoscenico sotto le stelle. Premi internazionali, spettacoli e una comunità protagonista in un borgo che attrae tanti visitatori. Vediamo. Tindari si trasforma in una fucina culturale per una notte e un'alba indimenticabili. Io sono orgoglioso di questo Tindari Festival e di questa prima edizione del premio Tindaris, dato a personalità che stimo e che hanno fatto grande in tutto il mondo la Sicilia. Sono icone di sicilianità, emblema di bellezza. Dalla lettura collettiva di Camilleri al tramonto, alle danze travolgenti fino all'alba con il Tum Tum Tarantella, passando per spettacoli acrobatici, opera dei pupi e teatro sacro. Eccola la notte bianca del Tindari Festival, che ha visto anche grandi nomi del cinema e del teatro salire sul palco della serata di gala. Sono molto felice quando mi premiano, anche perché io da ragazzina non ho mai ricevuto un premio a scuola. E invece vedete, quando ci si aggrappa al proprio desiderio, succedono miracoli. Non poteva essere che una serata speciale, perché ognuno di loro ha portato sul palco quello che è la propria storia, la propria missione culturale, identitaria. Protagonista anche la comunità, con le Signore di Patti premiate per il loro teatro solidale in carcere. Cultura, arte e identità si sono incontrate sotto le stelle di Tindari, che si riscopre anima di una Sicilia creativa. Una pausa, ritorniamo tra poco per parlare di sport, di calcio. Il Palermo perde contro il Manchester City, ma Pippo Inzaghi è soddisfatto della prestazione. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, festa, musica e gol. Ieri sera al Barbera il Palermo perde per 3-0 contro il Manchester City, ma nella grande amichevole Inzaghi è comunque soddisfatto e dice è stata una serata magica. Sentiamo.
Al di là del risultato è stato comunque un successo. Al Barbera, nell'amichevole dell'estate tra il Palermo e il Manchester City, non c'è stata storia calcistica. La formazione di Guardiola ha vinto 3-0 graziando anche i siciliani, ma sicuramente un applauso particolare va ai 35.000 spettatori che hanno affollato il Barbera per quella che è stata una festa, sia prima che dopo. Dalla presentazione della squadra all'esibizione di Ross Willian in campo non c'è stata gara. I marziani del City hanno schiacciato il Palermo, che si è comunque reso pericoloso in un paio di circostanze, e di Ceccaroni infatti la prima palla gol. Poi però sale in cattedra Haaland ed è il suo il primo gol della serata. Applausi anche dai tifosi rosanero. Nella ripresa al 14° il City raddoppia con un destro da dentro l'area di Reinders. Inzaghi a questo punto dà spazio a ben 6 cambi. I nuovi sono motivati. Al 17° Leduaron manda alto di poco con una scivolata davanti al portiere, poi ancora Reinders per lo 0-3 definitivo. Festa finale è City che vince il trofeo Anglo Palermitan Trophy, ma il Palermo ha comunque assaggiato una serata di grande calcio. È stato fantastico quando siamo arrivati, quella marea rosa, tutto lo stadio pieno, quando siamo entrati in campo per la presentazione, veramente da pelle d'oca. Abbiamo una grande fortuna, una grande possibilità, mi auguro che tutti noi ci rendiamo conto insomma, che pubblico, che società abbiamo alle spalle, per cui dovremo cercare di pedalare, però penso che la partita di stasera abbia dimostrato che la squadra c'è. Adesso per il Palermo gli impegni ufficiali: sabato rosanero a Cremona in Coppa Italia. In Serie C invece Catania, Trapani e Siracusa pensano già alla Coppa Italia. Sergio Colosi. Ancora pezzi da 90 nel mercato del Catania. Dopo Aloi diventa rossazzurro anche il 26enne Michele D'Ausilio, accordo raggiunto per il trequartista già arrivato in città sulla base del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione. D'Ausilio viene definito in Serie C re degli assist, quasi 40, di cui 14 e un gol nelle 27 presenze con cui la scorsa stagione ha trascinato l'Avellino al salto in Serie B. Può adattarsi anche al ruolo di seconda punta. Catania tra presente e futuro, come conferma il prolungamento contrattuale al 30 giugno 2027 di Emanuele Cicerelli, lo scorso torneo in prestito alla Ternana con 19 reti all'attivo e 10 assist. Il vicepresidente Grella, nell'elogiare il lavoro fin qui svolto dai direttori Zarbano e Pastore, ha annunciato che Cicerelli indosserà la maglia numero 10. In attesa di nuove cessioni, il Catania può concentrarsi sull'arrivo di una prima punta che completi un roster di assoluto valore. Il Trapani, 8 partenze negli ultimi giorni, tornerà a lavorare martedì a Valderice. La Neri ha individuato i rinforzi del Siracusa, dal centrocampista Bartolomei agli attaccanti Fabrizi e Ricci, ma la società deve integrare la fideiussione per piazzare questi colpi in entrata. Un'altra breve pausa, tra poco gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere c'è una notizia: un incendio è scoppiato nella sala macchine della nave traghetto Raffaele Rubattino a nord-ovest dell'isola di Capri, ad una quindicina di miglia dal porto di Napoli. La nave era partita questa mattina da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo, non si segnalano feriti. Ci fermiamo qui. Questa edizione del TG Sicilia termina con appunto questo aggiornamento. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro anche un buon proseguimento di serata e una buona domenica.